Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Salvini attende a Palermo la sentenza al processo Open Arms, giudice in Camera di Consiglio. Il PM ha chiesto per lui 6 anni di carcere. Entro in aula orgogliosa, ha detto il ministro. Oggi è una bella giornata. Folla nell'aula bunker del carcere Pagliarelli per l'udienza finale del dibattimento. C'è pure il ministro Valditara, a fianco del leader leghista, oltre all'intero partito in campo anche Elon Musk e Viktor Orban. Antimafia retata della polizia a Adrano, 20 arresti, decapitato il clan Scalisi che imponeva il pizzo a tappeto, sudditanza dei commercianti taglieggiati, qualcuno pure pronto a regalare il panettone agli estorsori. Palermo, dopo il blitz negli ospedali, investigatori a caccia di chi ha consentito a Messina Denaro Latitante di servizi delle strutture sanitarie di Trapani e Palermo. Tra le false identità del boss, anche quella del suo tatuatore. Manca poco al 2025, quando Agrigento diventerà capitale italiana della cultura, ma i ritardi e un po' di improvvisazione potrebbero mettere a rischio un'importante occasione di rilancio per la Sicilia. Nostro reportage nella città dei templi. Catania, illegalità alla luce del sole in centro città, parcheggiatori abusivi, contraffazioni, mancato rispetto del codice della strada e del vivere civile. Natale al Porte, a Vittoria, nel Ragusano, con un presepe d'arte multietnico, 5 fotografi lanciano un messaggio di pace e di inclusione. A Maletto, Capodanno col botto, c'è Fiorella Mannoia. Calcio, il Catania apre il girone di ritorno e chiude l'anno solare con il Sorrento. Il nuovo portiere Farroni potrà giocare da gennaio, pronto inglese per l'attacco. Bentrovati. Il processo Open Arms in cui è imputato il leader della Lega e vice premier Salvini, attesa nel tardo pomeriggio la sentenza. Il ministro delle infrastrutture, che rischia fino a 6 anni di carcere, entrando in aula si è detto fiero e orgoglioso di avere difeso i confini dell'Italia, aggiungendo: oggi è una bella giornata. Marco Gullà. Orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte, ho contrastato l'immigrazione di massa e qualunque sia la sentenza, per me oggi è una bella giornata. È il giorno della sentenza nel processo Open Arms che si celebra nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rischia fino a 6 anni di reclusione per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito per giorni lo sbarco di 147 migranti soccorsi dall'ONG spagnola nell'agosto del 2019. Per Salvini, allora ministro dell'Interno, l'accusa ha chiesto 6 anni di carcere. Sono fiero di aver difeso il mio paese, quindi rifarei e rifarò tutto quello che ho fatto e sono felice delle dimostrazioni di affetto che tantissimi italiani mi stanno portando, quindi entro in quest'aula orgoglioso. L'avvocata di Salvini, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, ha più volte ribadito: Open Arms bighellonava in mezzo al mare mentre i migranti potevano scendere liberamente e Salvini difendeva i confini. I giudici, dopo la replica dei PM e la controreplica della difesa, sono riuniti in Camera di Consiglio. La sentenza è prevista nella giornata di oggi. Oscar Camps, fondatore di Open Arms, prima del giudizio non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Attende solo giustizia? Dopo. In aula, a supporto di Matteo Salvini, anche il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara. Sostegno internazionale, non solo italiano, per Salvini. A fianco del leader leghista, oltre all'intero partito, scendono in campo dall'estero Elon Musk e Viktor Orban, maglia viola. Un processo assurdo. Salvini stava solo, difendendo l'Italia. Lo scrive in un post social Elon Musk, l'imprenditore americano che sta alle spalle del neopresidente degli Stati Uniti non ancora insediatosi, Trump. Musk riporta così sulla scena internazionale l'attesa per la sentenza di Palermo al processo Open Arms. Anche Viktor Orban, il leader ungherese, ha espresso la sua solidarietà con un tweet chiedendo giustizia per Matteo Salvini. Il vice premier italiano incassa la solidarietà internazionale dopo aver ricevuto numerosi attestati
attestati di stima e supporto da tanti cittadini italiani attraverso le firme raccolte ai gazebo della Lega. Il suo partito ieri a Palermo ha riunito il direttivo regionale. Rischia 6 anni di carcere per aver fatto da ministro dell'interno quello che andava fatto, difendere il nostro paese, dice il commissario leghista Nino Germanà. La Lega siciliana è al suo fianco e ringrazia Salvini, oltre che per aver sempre tutelato tutti gli italiani, per l'attenzione che costantemente rivolge alla nostra isola, a tutto il meridione, con azioni concrete che stanno permettendo ai nostri territori di crescere e svilupparsi, conclude. Si appella invece alla terzietà dei giudici il capogruppo leghista all'Ars, Salvo Geraci, mentre le ONG affidano a un report sui loro salvataggi e sull'intero processo la reazione mediatica in attesa del pronunciamento dei giudici di Palermo. Anche Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier, ha espresso l'auspicio che venga assolto, sottolineando l'importanza di non utilizzare la giustizia ai fini politici. Antimafia, duro colpo al clan Scalisi di Adrano, 20 gli arresti per estorsione, droga e armi. Imponevano il pizzo a tappeto e dalle indagini è emerso un ruolo di sudditanza delle vittime che avevano nei confronti dei loro estorsori. I commercianti taglieggiati erano pronti persino a regalare il panettone. Adelaide Barbagallo. Una mafia primordiale, parassitaria, ferma alle modalità e ai metodi di pagamento degli anni 90, quella del clan Scalisi di Adrano. La sua principale attività, le estorsioni. Tutti dovevano pagare il pizzo, anche i piccoli commercianti e gli imprenditori, cui veniva chiesta una percentuale persino sui soldi ricevuti col bonus del 110%. L'operazione Primus della DDA di Catania ha decapitato il clan legato alla famiglia Laudani di Catania. 20 gli arrestati, un 21esimo è ancora ricercato. Tra gli indagati Alfio Di Primo, finito in cella nel 97 all'età di 30 anni per gli omicidi di Sebastiano D'Arrigo e di Tano Cordaro. La sua scarcerazione, avvenuta nel 2021, era attesa con ansia dagli affiliati del clan, quasi tutti ventenni quelli arrestati, che lo chiamavano il principale per distinguerlo dal cognato Antonio Scarvaglieri, tuttora al 41 bis, definito il principale. La cosa che sorprende è come questi giovani vedano nei vecchi esponenti delle organizzazioni mafiose dei punti di riferimento a cui aggregarsi non appena vengono scarcerati. Quel che emerge dalle indagini è l'atteggiamento di sudditanza delle vittime del pizzo. Alcune regalavano perfino il panettone agli estorsori. Peraltro le estorsioni andavano dai 250 euro ai 500 euro al mese, quindi comunque peraltro anche prezzi, se vogliamo dire in un certo senso modici, ma dovremmo capire modici rispetto a quale disponibilità degli imprenditori. E addirittura alcuni di loro per esempio regalavano determinate cose, si pensi al panettone, quindi con questa sorta di assoggettamento verso il capo e la cosca di riferimento. Le casse dell'associazione mafiosa erano costantemente rimpinguate anche dai proventi di un esteso traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno confermato la pericolosità dei membri del clan Scalisi, dotati di armi da sparo per presidiare il territorio e preservare i loro affari criminali da eventuali ingerenze di altri clan. I carabinieri di Palermo hanno arrestato 2 persone per spaccio di droga. Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron hanno trovato nascosti in uno scaffale 3 panetti di hashish, dosi di cocaina e una pistola modificata detenuta illegalmente. 2 arresti per droga anche nel siracusano. Si allunga la lista degli alias utilizzati dal boss Messina Denaro nella sua 30ennale latitanza. Tra i nomi utilizzati dal boss defunto anche quello di Vito Firreri, che a Palermo aveva eseguito su di lui 3 tatuaggi. Laura Spanò. Nel lungo elenco degli alias di cui Matteo Messina Denaro ha usufruito nella latitanza vi è anche Vito Firreri, l'identità che diede al tatuatore di Palermo di via Rosolino Pilo, come lui stesso indicò ai magistrati nell'ultimo interrogatorio all'Aquila. Con lui Andrea Bonafede, l'ex operaio del comune di Campobello, condannato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato. Di quel nome vi è ancora traccia nel registro del consenso informato che viene tenuto da chi esegue i tatuaggi. Messina Denaro fece 3 tatuaggi, tra le selvaggine
selvaggi tigri, ad Augusta per Augusta, al successo attraverso le sofferenze, che, come spiegherà alle sorelle venute a trovarlo in carcere, era stato fatto quando la compagna decise di lasciare la casa paterna, e una data, 8 ottobre 1981, in numeri romani, che potrebbe riferirsi alla data della sua affiliazione alla mafia. Sono intanto 2 le squadre che lavorano su tutta la mole di pizzini, documenti, lettere, biglietti rinvenuti nel covo di Campobello dopo la cattura del boss. Da un lato i carabinieri del ROS, dall'altro gli agenti del servizio centrale operativo coadiuvati dai colleghi delle squadre mobili di Trapani e Palermo. Si cerca l'archivio degli affari e dei segreti di Messina Denaro e nel frattempo si continuano a decifrare nomi criptati, sigle e numeri. Si cercano i nomi di chi ha protetto il boss, ma anche chi gli ha garantito nel corso della latitanza di poter accedere a diverse strutture sanitarie tra Trapani e Palermo, usufruendo del sistema sanitario nazionale di quello Stato di cui lui si beffava da 30 anni. L'ultimo medico venuto fuori è l'oculista Antonino Pioppo, finito nel registro degli indagati. Numerose le perquisizioni effettuate in ospedale e strutture sanitarie anche private. Intanto il PM della DDA di Palermo, Gianluca De Leo, ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello, imputato davanti il tribunale di Marsala per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico, per avere redatto numerosi certificati medici a nome di Bonafede Andrea, classe 63, per consentire a Messina Denaro di potersi curare. Il PM della DDA ha giustificato la sua richiesta avanzata nel corso dell'ultima udienza con la particolare complessità del processo, richiesta alla quale si è opposto l'avvocato difensore Gioacchino Sbacchi. Il tribunale deciderà dopo aver valutato. Tra pochi giorni Agrigento sarà capitale italiana della cultura 2025, ma la città sembra in ritardo. La gestione provinciale dell'evento costringe il prefetto a coordinare una cabina di regia per accelerare sull'organizzazione e i servizi. Il nostro inviato Luca Ciliberti. Polemiche, ritardi, ma anche una grande opportunità. Agrigento vivrà il 2025 da capitale italiana della cultura. Andiamo a vedere a che punto sono i preparativi. Noi riceviamo già tantissime chiamate, mail o comunque chiedono informazione anche ai tour operator con cui noi collaboriamo. Inutile nasconderlo, dobbiamo dire che è tutto in programma, è tutto un work in progress. È evidente che con una nomina del 2022, un decreto del 2023, arrivare al 2025 in queste condizioni, non solo per la città di Agrigento e per la sua provincia, ma per la Sicilia, certamente è penalizzante. È penalizzante, lei ha detto bene, è trascorso più di 1 anno e mezzo e quindi dobbiamo recuperare quello che si poteva benissimo avviare qualche mese addietro. Sì, è vero che abbiamo avuto anche un po' di ritardi burocratici nel preparare la fondazione per essere operativa. Finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo. Cosa si aspetta da questa cabina di regia? La cabina di regia io l'ho voluta compulsare, istituire innanzitutto e poi compulsare, perché ognuno deve fare il proprio ruolo. Tutti i servizi che si devono garantire sul territorio devono essere pienamente efficienti. Questo è quello che noi lamentiamo, il fatto che non ci sia dialogo con il tessuto produttivo della città di Agrigento. Dici bene tu, dove troviamo che Agrigento sarà capitale della cultura? Diciamo, solitamente quando ci sono questi eventi c'è un logo, un simbolo, un claim che è frequente e girerebbe ovunque. Oggi in realtà, a parte pochi sta partendo pure questo. Finalmente è stato tutto espletato, è stata vinta una gara, si registrerà il nuovo logo. Quello era un logo di candidatura, il Telamone, ora ci sarà un logo invece che sarà invece definitivo per capitale della cultura, e vedete che sarà qualcosa di molto molto interessante, prima molto del 2025. bello. Sì, sicuramente, per forza, entro il 2024. Catania, illegalità alla luce del sole in centro città, parcheggiatori abusivi, contraffazione, mancato rispetto del codice della strada e del vivere civile. Tonino De Mana.
Da un lato addobbi e luci di Natale, dall'altro le ombre, tante ombre, di una città che vive nella totale anarchia. La fotografia che ne deriva è di una Catania ostaggio dell'illegalità, dove le regole del vivere civile vengono sistematicamente violate, in centro e in periferia, dove gli episodi di criminalità assumono contorni preoccupanti. Zone franche sotto gli occhi di tutti e con parcheggiatori abusivi, in questo caso in via Cimarosa, che esercitano la loro attività persino sulle strisce blu, con gravi danni per l'azienda che gestisce la sosta a pagamento. Illegalità alla luce del sole anche alla Fiera di Catania, dove gli abusivi o i venditori che espongono merce contraffatta superano di gran lunga quelli irregolari, per buona pace di chi paga concessioni comunali. Qualcuno a microfoni spenti chiede aiuto, lancia un SOS visto che i controlli scarseggiano. Non le manda a dire Lorenzo Costanzo, segretario CIDEC. Io mi chiedo come si fa a trovare ovviamente tutte le macchine depredate dei turisti in pieno giorno. Non solo, ma continuamente ci sono ambulanti che vendono merce contraffatta in Corso Sicilia, scarpe, CD, occhiali. Tutto questo è illegalità, non ne possiamo più. Questa è una città senza controllo. Corso Sicilia è un bazar a cielo aperto, dove i marciapiedi sono occupati da bancarelle di ogni tipo che mettono in mostra scarpe, cinture, sciarpe, cappelli, naturalmente di griff d'alta moda, ma rigorosamente contraffatti. Sulla strada è un trionfo di auto in doppia e tripla fila, di scooter sui marciapiedi, di furgoni che caricano e scaricano merce a qualsiasi ora, mentre in via Plebiscito a qualsiasi ora ecco sfrecciare mezzi a due ruote, con conducenti naturalmente senza casco. E i controlli? E le forze dell'ordine? Già. Dopo le sanzioni per un bar di Catania, i carabinieri dei NAS hanno denunciato adesso la titolare di un ristorante di cucina orientale di Aci Trezza. Cibi in cattivo stato di conservazione e condizioni igienico-sanitarie del locale carenti. Scorie radioattive nel Trapanese. Dopo il no dei sindaci arriva anche il parere contrario dell'autorità di bacino per rischio di contaminazione delle falde acquifere. Emanuela Corsi. Scorie radioattive in Sicilia? Dopo le proteste di cittadini e amministratori, adesso arriva anche il no dell'autorità di bacino della regione per rischio di contaminazione delle falde acquifere. La Sicilia è stata individuata dal governo Meloni come una delle sedi potenziali per il deposito nazionale di scorie nucleari, provenienti sia dalla filiera dell'atomo dismessa che dall'industria della medicina nucleare. I siti indicati da Roma si trovano entrambi nel Trapanese, in prossimità di Calatafimi Segesta e nella frazione di Fulgatore. Un'ipotesi che da mesi ha scatenato il dibattito politico, oltre che la mobilitazione di sindaci e cittadini che dicono non diventeremo una pattumiera nucleare. A dare sostegno alla protesta ora arriva anche il parere tecnico contrario dell'autorità di bacino, rispondendo alla richiesta avanzata dal Ministero dell'Ambiente. Per la regione il rischio di inquinamento delle acque sotterranee, superficiali e costiere è elevatissimo. Uno dei due siti infatti è attraversato dall'acquedotto Montescuro Ovest che rifornisce la Sicilia occidentale. Inoltre avrebbe un impatto negativo sull'economia locale, compromettendo irreparabilmente settori come pesca, agricoltura e turismo. A Calatafimi Segesta infatti il deposito dovrebbe sorgere a breve distanza dal celebre tempio e dalle terme segestane, mentre Fulgatore si trova in una zona rurale caratterizzata da coltivazioni d'eccellenza e vicina a importanti riserve naturali. Secondo l'autorità di bacino, inoltre, il governo non tiene conto dei dissesti e delle aree alluvionate. Infine, un altro aspetto da considerare sono i rischi legati alla sismicità della vicina Valle del Belice, dove nel 1968 un terremoto distrusse Gibellina, Poggioreale e Salaparuta. A Messina, scintille per un incidente diplomatico all'asta giudiziaria per gli appartamenti di Contesse nel progetto del risanamento. Scintille con tanto di botta e risposta tra il commissario e il comune. E il presidente Schifani ha chiesto una relazione. Francesco Triolo. Il risanamento di Messina diventa terreno di scontro e polemica tra il comune e la regione. Un incidente diplomatico il cui motivo scatenante è stato quello dell'asta giudiziaria per l'acquisto di una decina di abitazioni nel quartiere di Contesse che serviranno ad alloggiare le famiglie sgomberate. Ad aggiudicarsi queste case è stato l'ufficio del commissario per lo sbaraccamento, tradotto la regione e il presidente Schifani, in un'asta a cui aveva partecipato anche il comune di Messina nell'ambito del progetto Pinqua. Il paradosso è che queste case saranno comunque gestite da Arismè, ma il sindaco Basile
Basile ha scritto a Schifani evidenziando come l'acquisto per una somma superiore avrebbe comportato un danno erariale di 300.000 euro. La mano destra non può non sapere cosa fa la sinistra è stata la frase di Basile. Da qui una prima risposta del subcommissario Scurria. L'ufficio del commissario non aveva notizie che il comune di Messina partecipasse all'asta e aggiungo ancora, anche se avesse avuto notizia, sicuramente non avrebbe mai trovato intese, accordi, perché questo costituisce reato. Il velato riferimento è al reato di turbativa d'asta. Il presidente Schifani ha chiesto una relazione su quanto avvenuto, ma alle parole di Scurria oggi ha risposto Basile. È davvero anacronistico che due soggetti pubblici partecipino alla stessa asta per comprare lo stesso immobile e che qualcuno se lo aggiudichi ad un valore maggiore, sottraendo quelle risorse ad altri beni che potevano essere acquistati oppure a delle spese di manutenzione. Il tema non è l'asta, figuriamoci se il comune vuole sapere chi partecipa per risparmiare. Noi già il nostro lavoro l'avevamo fatto. Il tema è dialogare prima per capire quello che è l'esigenza della città sul tema risanamento. Basile insomma ha invocato una regia ed una programmazione da parte della struttura commissariale, chiamando in causa lo stesso presidente della regione. Natale si avvicina, un presepe d'arte multietnico a Vittoria. È la proposta in stile Caravaggio di 5 fotografi che lanciano un messaggio di pace e di inclusione. Veronica Barbarino. Nella Sicilia, crocevia di popoli, razze ed etnie, a Vittoria un presepe d'arte fotografica multietnico. 15 opere realizzate dai fotografi della corte del Vespro, guidati dal maestro Toni Campo, per lanciare un messaggio di pace, inclusione e condivisione di valori fra i popoli. Allestito da Francesco Palazzolo, il presepe ha riunito personaggi provenienti da Russia, Cina, Romania, Svizzera, Tunisia e Sicilia, ognuno con le proprie caratteristiche, in un'originale rappresentazione della natività. L'idea di questo presepe multietnico nasce da un workshop fotografico sull'uso della luce artistica. Abbiamo raccontato una storia che ha 2024 anni, infatti anche le immagini sono state trattate un po' vissute, lo si può vedere nella natività che c'è giù di sotto, nell'antica cisterna, dove appunto è stato fatto un lavoro di quasi invecchiamento. Un gioco di luce e ombre nello stile di Caravaggio, in cui il chiaro sottolinea i dettagli e l'oscuro le profondità dell'animo umano, il tutto per raccontare l'universalità della vita. La mostra è visitabile tutte le domeniche di dicembre e il 5 e 6 gennaio. Botti di Capodanno a Maletto, il concerto evento di Fiorella Mannoia. Appuntamento il 31 sera in piazza 24 maggio. L'invito in prima persona è dell'intramontabile cantautrice romana raccolto da Tonino De Mana. Ciao a tutti e intanto grazie per avermi invitato al vostro Capodanno. Sarà anche il nostro Capodanno. Vi aspetto. Ciao ciao! L'invito è di Fiorella Mannoia. L'appuntamento è per il 31 dicembre alle 22:15 in piazza 24 maggio. Fine anno con il Botto a Maletto, che ospiterà una delle voci più importanti ed iconiche della musica italiana. La cantante romana ripercorrerà i più grandi successi del suo vasto repertorio, declinati con nuovi arrangiamenti, sfumature e con il contributo dell'Orchestra Sinfonica. Un motivo di vanto per il sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi. Avremo una delle migliori artisti che vantiamo nel territorio italiano, e per questo ringrazio il supporto della regione siciliana, in particolar modo del nostro presidente dell'Ars Gaetano Calvagno, che stando sempre sul territorio riesce a intervenire appiattendo le differenze soprattutto dei piccoli comuni. Quindi Maletto riesce, nonostante un comune di 4.000 abitanti, ad avere un Capodanno degno di essere chiamato tale e vivere tutti insieme nella cultura, nella musica, un Capodanno col Botto. Lo spettacolo è stato patrocinato dal Comune di Maletto in collaborazione con l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l'Ars e Punto e a Capo SRL. Trasferire emozioni alla gente, far stare bene la gente è qualcosa che migliora la qualità della vita e porta anche lavoro. Abbiamo visto che la musica crea un indotto economico importante. A mezzanotte, calice al cielo, immancabile brindisi, canzoni senza tempo e spettacolo pirotecnico per dare il benvenuto al 2025. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio il Catania pronto per la gara di domenica contro il Sorrento al Mazzimino. State con noi, vi aspettiamo.
Andiamo con il calcio. Il Catania prepara la gara di domenica contro il Sorrento al Massimino. Si è allenato già con il gruppo il nuovo portiere Alessandro Farroni, che però non potrà scendere subito in campo. Intanto ecco le sue prime parole. Francesco Triolo. L'obiettivo è arrivare alla sosta natalizia con una vittoria che cancelli la delusione della gara contro il Potenza e che dia un pizzico di fiducia per il girone di ritorno. Contro il Sorrento il Catania non può sbagliare, anche perché poi arriverà il momento delle scelte che la società dovrà compiere e molto verrà determinato anche dalla prima fase del campionato. C'è chi ha deluso e chi ha reso meno di quanto ci si aspettasse, e quindi valutazioni queste sono che la società sta già effettuando. Intanto però c'è da pensare alla partita di domenica pomeriggio al Massimino, dove arriva un Sorrento reduce da 2 sconfitte consecutive. Toscano in settimana ha perso 2 giocatori, Betters e Di Gennaro, che staranno fuori per un po'. La società si è tuffata sul mercato ingaggiando il portiere Alessandro Farroni, che al di là dell'entusiasmo iniziale potrà giocare solo a gennaio. Diciamo un'avventura che stimolante. Ho ricevuto pochi giorni fa una chiamata dal direttore e dalla società con la quale ho parlato in questi giorni, e devo dire che sono molto entusiasta di questo progetto e di questa chiamata, alla quale ovviamente era impossibile dire di no. Dal mio punto di vista posso solamente dire che darò il massimo in qualsiasi situazione, se sarò chiamato in causa, quando sarò chiamato in causa. In porta quindi ci sarà nuovamente Adamonis. Per il resto Toscano dovrebbe riproporre dal primo minuto sia Inglese che Castellini, con Raimo e Anastasio sulle corsie di centrocampo. In attacco ci sono 2 alternative, una con il doppio trequartista, Stoppe di Menez dietro Inglese, l'altra con Stoppa alle spalle della doppia punta Inglese ed Andrea. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.